tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come fare un segnalibro di carta. Però prima di iniziare col video vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Adesso iniziamo col video. Allora, per fare il segnalibro di carta vi servirà un foglio. Però non ci fate caso che l'ho fatto un po' piccolo perché ho utilizzato un foglio piccolo. Però iniziamo. Servirà un foglio che dovrete piegare a metà in questo modo, poi prendete così due angoli e li piegate così, poi prendete una sola parte di qua, piegate, poi girate, piegate sempre così, poi ci saranno queste punte che dovrete piegarle internamente, piegate, poi girate, una volta che avrete piegato questi angolini dovrete prendere semplicemente il foglio e piegarlo in questo modo. Quindi piegherete così, poi dovrete prendere una parte di qua e la piegate così, poi mettete la mano qua dentro e poi se vorrete potrete disegnare degli occhi sul foglio. Io faccio una cosa un po' bruttina, però voi potrete disegnare quello che vi pare, oppure se non volete disegnare non la disegnate. Disegno così, così. Il vostro segnalibro sarà pronto, quindi se dovrete leggere mettete nel libro così, nelle pagine, e avrete un segnalibro.